Ho lasciato Londra martedì mattina insieme a mia madre e al mio cane, Nelson, in macchina. Abbiamo attraversato l'Eurotunnel arrivando in Francia alle 11:40 circa, quando il confine francese chiudeva a mezzogiorno. Abbiamo poi dormito in Francia in un albergo dove abbiamo preso tutte le protezioni possibili e abbiamo poi guidato tutto mercoledì per arrivare a Padova in serata. Una fuga sperando di farcela con un'auto a noleggio. È il racconto di Alessia Pirolo, che tra Londra e Padova non ha avuto dubbi. Nonostante tutto, nonostante la situazione italiana, ci sentiamo più sicure ad essere a casa, in particolare per mia madre. In qualunque caso di emergenza, qui sappiamo di essere vicine alla famiglia, vicino ad amici. Sappiamo di essere una realtà tutto sommato piccola con tutto quello di cui possiamo aver bisogno comunque a portata di mano. Alessia Pirolo e la madre sono in quarantena adesso, ma a Padova si sentono più sicure. Ma attraverso famiglia, amici, consegne a domicilio, facciamo la vita a cui voi vi siete tutti abituati. L'alternativa sarebbe stata fare una vita simile a Londra, che è la realtà che abbiamo scelto, dove viviamo. Io vivo fissa lì, mia madre vive tra l'Italia e Londra, però in questo momento non abbiamo la sicurezza che sentiamo di avere di più in Italia. Le notizie che arrivano sono incerte, sembra che Londra sarà in lockdown presto, ma non è confermato, il governo nega. Vengono ridotte le possibilità, chiusi moltissimi posti e questo ritengo sia opportuno. Certo è che le comunicazioni non sono chiare e molti italiani vogliono tornare. Lei e la madre sono in città, ma il pensiero va ai tanti italiani rimasti a Londra. La Farnesina sta mettendo a disposizione dei biglietti aerei per gli italiani a Londra, ma questi vengono venduti molto rapidamente e hanno anche dei costi che molti dei ragazzi italiani che hanno lavori precari a Londra forse non possono permettersi. La situazione non è facile e l'incertezza è tanta. Quindi essere a casa per noi è la scelta giusta.